Momento determinante al Meazza, la corsa breve da parte di Çalhanoğlu con il destro. Dai amici bellini, avevo visto no, lo bot che non ce l'ha fatta. Poi uno cerca di spingere con la forza della positività, però se non ce la fa, non ce la fa. Vabbè. Gilmour, vediamo Gilmour. Aggressivi, aggressivi, bravo Kvara, pigliate sta palla. Vai McTominay, no. Nuts, bravo. Nuts, bravo, buongiorno. Mamma mia che lancia Çalhanoğlu, ma che tieni proprio il mirino. Ma è una cosa incommensurabile. Quindi vedo un Kvara che va su Pavard, quasi a uomo, insomma, come contrapposizione, mentre McTominay più su Barella. All'inizio c'è Gilmour che si avvicina a Çalhanoğlu quando si abbassa. Ma chissà, sveglia, ti sta arrivando quello da dire. Sveglia! Occhio il secondo palo, bravo Meret. Che sono i manoni? Cioè, le mani sono diventate maschili, i manoni. Non le manone. I manoni di Meret. Vabbè. Vedi Pavard come si sta allontanando? 5,44 perché la marcatura di Kvara è un tema. Çalhanoğlu fanno ridere sti fischi proprio interpretati per Lukaku. Vai Kvara, aiuto! Madonna mia! Dai Olivera, non ti squagliare, eh? No, l'inserimento di Pavard. Mamma mia, chi sei? Buongiorno, sei un genio. Miracolo di buongiorno. Miracolo. Lukaku, prenditi questi fischi e sfruttali come benzina. Mamma mia. È pazzo Barella, mamma mia. Vai Politano, esatto, col destro, quasi. Va bene. Zitto. McTominay, zitto. Zitti, niente, non è successo niente, dovete stare calmi. La deviazione, voglio capire chi l'ha toccata per prima, ma la Scozia è con noi. No, perché io ero pronto. Ero prontissimo. Raccomando. Bravo McTominay con quella puntellina. Oltretutto, finché io c'ho Sommer a fantacalcio, voi dovete stare tranquilli. Le rapigliamo forza. Ma e state controllando. McTominay, non esagerare. Bravo, buongiorno. Kvara, anche tu non esagerare. Hai piato fall? No, non la chiama. Niente. Che chiamati chi sto fall? Maronna mia. Fammi capire. Ci sta. Se scavalca la barriera, Meret non la vede mai. Perché proprio... barriera. Barella, attenzione, che arrivo, mamma mia! Cicca Lautaro. Signori, guardate come Inzaghi mischia le carte. Pavard a sinistra, Barella che diventa braccetto. Aiuto. Per questo voglio tenere un po' di più io il pallone. Bravo Kvara. Capì? Perché a rincorrerli anche uomo su uomo così si scombina tutto per tutta la partita. Quindi teniamo un po' di più il pallone. Mo si sta abbassando Mkhitaryan, 30 e 36. Per scombinare tutte le marcature si abbassa Mkhitaryan al posto di Çalhanoğlu. Madonna mia, bella partita a scacchi. Dovete essere avanti della tattica, se no ste cose non vi piacciono. Non diciamo a me che me ne fa. Pure è giusto. Di Lorenzo, Bravo Rackman, bravo Gilmour. Gilmour è proprio scavalcata a Lukaku. Poi Lukaku, provaci da là. Io avrei tirato, ma non fa niente. Kvara, chissà. Non ti squaglia. Arrosta su fuorigioco. Acerbi che non vuole la mano di Anghissà. Attenzione, acerbismo. Dice no, mi alzo io, non mi toccare. Acerbo. Pigliate sta palla Lukaku, vai. Mamma mia, Kvara. Quasi acerbismo. Tira a porta. Abbi fiducia in te stesso. Provaci. Perché non hai tirato? Veramente potevi. Gilmour, che cos'è questa cosa sfiziosa, diciamo? Kvara, belle. Mamma mia. Va bene, calmiamoci un attimo. Cazzo, che cazzo, Calma. Buongiorno, attenzione, bravo McTominay, bravo Lukaku, mamma mia, uguale a come Kvara se ne va nel giochino del giochetto. Kvara. Non chissà. Signori, perché non tiriamo in porta? Secondo me dobbiamo tirare in porta. Tirate. Settate pure Acerbi e Miez, aiuto Meret. Bravo Meret. Bravo Olivera.
Occio, Cialanoglu, occio! Ma che è? Tifoso dell'Inter, chi? È tifoso dell'Inter. È proprio Cialanoglu che risponde a McTominay come da programma, perché chi è o meglio, eccetera, eccetera. È tifoso dell'Inter, visto che non c'è un'altra spiegazione. Che bellezza, bello. Però qua, Meret, abbi pazienza. E Adamo, Manel che la tocca, non è angolato. No, non ce la faccio. No, qua, Meret, abbiate pazienza. Sta fermo sulle gambe. No, signori, la mano... no, venitemi a dire che qua... Dai. No. Bravo, Mecchi, questo è ammonizione. Bravo, Oliver. È un po' corto. Ma vai, Politano! Sei inciampato sull'Imaro! Molto bene, Olivera, molto bene. Bravo, Lukaku. Oh! È nato caveciare del caviglio. Va bene, e adesso i like, quelli là che aiutano anche la barca per la sosta, per affrontare la sosta con una certa tranquillità. 1957 like, un poco di più di 1900, dai. Come se mi chiedessero, ma hai portato a casa quella cosa? No, l'ho toccata, poi non me ne sono accorto e casualmente... Sì, l'ho portata a casa, o non l'ho portata a casa. Me ne sono appropriato o non me ne sono appropriato. Come se dicessi domani mattina piove ma forse ci sarà il sole. Dai, che poi dobbiamo rivedere pure un po' Gil, perché sto leggendo. Gilmour non doveva farlo tirare, va benissimo, ma per me là si para. Andiamo avanti. Migliore, buongiorno, credo ha fatto un miracolo vero e proprio. Mi sta piacendo Olivera. Gli altri un po' così. Pigliate sta palla, Polità. Dai di Lorenzo che pure tu, sottotonissimo. Non è mai fallo. Se non è fuori gioco, gioca. Riempiamo l'aria. C'ha solo Lukaku. Sono arrivati. Bravi! Ah! Bravo Gilmour. No! Occhio, perché Dumfries sta là? Perché Dumfries... Bravo Rachmani. Olivera. Tutti storti. Bravo Olivera. Occhio di Lorenzo! Buongiorno, are you ok? Madonna mia. Lo tocca sul tallone. No, poi continua la corsa. Madonna mia, forse è girata la caviglia e finita. Lautaro somiglia un po' a Erfaina, Gli occhi, lo sguardo, non lo so. No, Noi veramente stiamo battendo un calcio d'angolo con Buongiorno fuori. No. Madonna mia di Marco. Palo. Anghissà, sveglia! Leggerezza! Dai, Anghissà, dai, bravo! Però... Gilmour, occhio! E non ti mettere davanti a Thuram che ti squaglia! Thuram ti squaglia! Bravo, Buongiorno! Gilmour, dai, basta! Lo bot! In effetti, diciamo che sul live sembrava essere stato un intervento voluto di Buongiorno, in realtà Thuram era spostata, c'erano anche gli estremi probabilmente per il fallo. Mamma mia, telecronismo disonesto! Quello è Thuram che gli entra nelle caviglie a Buongiorno, mamma mia, disonestà! Lo bot che capo proprio cuscina. 5 e mezzo, non lo so, non mi ha convinto. Bravo Polità. Lukaku, ma tu un contrasto, un duello lo devi vincere ad un certo punto. È una questione anche statistica. Madonnami, che imbarazzo. Mani, gomiti, polsi. Vabbè, gli facciamo fare quello che vuole lui, Meret. Fuori. Che fatta di Marco. Mamma mia. Signori, nel primo tempo siamo stati la squadra che dà fastidio, sai, dove dovevamo essere, perché gli abbiamo dato fastidio, non li abbiamo fatto esprimere bene. Mo sta diventando proprio poco quello che stiamo facendo, Lukaku non ne becca una e noi stiamo là in attesa. Non va. Fuori gioco nettissimo di Marco. Non lo chiamano e danno il calcio d'angolo. Che ha chiamato questo? Che cosa è questo rigore? Quello va proprio Dumfries sulla gamba. Aiuto, va proprio Dumfries sulla gamba che chissà sta proteggendo. Aiuto. Io non c'è mai, non lo vede proprio a Dumfries, sta solo mettendosi così per prendere il pallone. Aiutatemi. 19 rigori su 19, il che vuol dire che... È palo! Il che vuol dire che il 20 non lo fa!
Volevo dare un po' di soddisfazione a Meret in una parata. Palo! È la presenza, la sola presenza, raga. Metti a Neres e vinci sta partita, dai. Metti a Simeone perché Lukaku non... Ah, buongiorno. Vedi Anghissà, se Anghissà diventa assist man impazzisco, Kvara. E lo sapete come deve andare. Occhio, McTominay, sei impazzito! Guarda Kvara dove è arrivato. Attaccante che non riesce mai a essere decisivo, però lì che contano contro le big. Ma sienda stu bastard! Non è mai decisivo! Io poi non devo difendere Lukaku! Ma con il Milan chi è stato decisivo? Madonna mia. Non si può raccontare il calcio in Italia! No, 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 no! Ma no, a terra, Barella, Malloco, Meret! Meret! Fuori, fuori, fuori! No, Lautaro, Meret! No, qua non sei saltato, Raccamani! Ah, era fuori gioco. No, è qua su Di Lorenzo è saltato 1000 anni meglio. Non è Neres, ma non è Mazzocchi, è Ngong. Dai, dai, un po' di vivacità, anche perché quella tolta a Di Mark dobbiamo... Darmian è fresco, Politano era distrutto, giusto? Bravo Olivera. Questo è cambio rimessa, per me. Olivera non può fare così, con la palla che fa così, che cambio rimessa, no? La Serie A... Dai Anghissà, ti ho detto che devi essere un assist, man. Pure se tiro lo botka da fuori, impazzisco. Kvara. Non bene lo botka, io non è entrato benissimo. Pure McTominay ha finito di giocare. Dai, dai Anghissà. Oh, Kvara che abbraccia Zielinski, mi metto a piangere. Bravo Oliver. No, Oliver, mo ce l'era. Bravo, di piato fallo, bravo, bravo. Bravo Scotti, dai, dai, portala. Buono Kvara. Dai Simeone. Dai ragazzi, Kvara. Kvara. Il raddoppio, la triplicata. Bravo Kvara. Ngong, non ti raddoppiano. Provaci. Ah, raddoppiato. Signore, l'abbiamo riempita l'aria. Un cross si può mettere. No, perché? Perché stavamo palleggiando bene e poi... Bravo Simeone. Bravissimo, bravo. Poi Ngong. Bravo. Aiutatemi. No. Simeone. Ngong l'aveva fatto, Simeone. E mi fate capire se poi questo che gli va addosso sulla caviglia non deve essere fallo. Perché io ne ho viste di situazioni dove hai tirato e poi nel frattempo ti viene un gol. È finita. Noi il punto ce lo prendiamo perché a priori il punto vale 1000 euro. Vale 1000 like. La prestazione la analizziamo, ma il punto io me lo prendo alla grande.